Il 14 marzo la Corte di Cassazione ha adottato una nuova pronuncia che accerta un quadro preoccupante, cioè la presenza di dispositivi privi non solo dei requisiti di omologazione ad oggi ancora mancanti, ma anche dei requisiti minimi di approvazione richiesti a normativa vigente. Di fronte a questa situazione di totale incertezza, cosa ho fatto? Ho ritenuto necessario sospendere l'adozione del decreto, ritirare la notifica alla Commissione europea per accertamenti tecnici finalizzati a un preventivo censimento dei dispositivi in uso. Non si sa quanti e quali autovelox ci siano sulle strade italiane. Con la collaborazione del Ministero dell'Interno e dell'ANCI intendo quindi eseguire un'operazione trasparenza, una ricognizione di tutti i dispositivi di controllo delle velocità attualmente in uso. Tale ricognizione ci consentirà finalmente di approfondire le verifiche amministrative sulla presenza di eventuali dispositivi totalmente non conformi alle regole di approvazione. Solo alla luce di tali dati, inoltre, potremo capire l'impatto effettivo delle nuove regole di omologazione sulle esigenze di utilizzo di tali dispositivi per finalità di sicurezza stradale. Insomma, una grande operazione di trasparenza che in Italia si attendeva da tempo. Autovelox per salvare vite? Assolutamente sì. Autovelox furbi o non omologati che sono un'ulteriore tassa su lavoratrici e lavoratori? Assolutamente no.